Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Siamo di nuovo online per una nuova puntata dei seminari di CLIP. Oggi siamo a Taranto, al Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari, dove parliamo di esercizio di fatto delle mansioni. Sono lieta come sempre di introdurre il professor Boscati per avere un'idea dell'argomento di oggi. Buon pomeriggio e benvenuti e benvenuti. Questo pomeriggio, come accennato la collega Zilli, siamo in collegamento dal Dipartimento Ionico di Taranto, Università di Bari, e parliamo insieme ai colleghi, amici, professoressa Riccardi, professor Bellavista, professoressa Carmela Garofalo, dell'esercizio di fatto delle mansioni. Un tema come dire, sicuramente molto importante, un tema che sul piano contenzioso ha un rilievo significativo, ma sul piano di inquadramento teorico invece insomma, richiede ancora, credo, qualche aggiustamento. E questo pomeriggio è l'occasione, come dire, è ghiotta per affrontare questo tema in tutta la propria portata, partendo dall'inquadramento generale dei problemi e per poi passare nello specifico ad analizzare quelle che sono le tematiche relative all'esercizio di fatto di mansioni superiori, dove, insomma, non lo so, ma immagino che il collega Bellavista parlerà anche del tema dell'intreccio tra il dato del rapporto e il dato organizzativo, perché questo è uno dei temi molte volte importanti, e il tema altrettanto importante dell'attribuzione di mansioni, chiamiamole così, in maniera un po' tecnica, equivalenti, sulla base di un concetto di mobilità orizzontale, e il tema del dimensionamento legato al tema dello svuotamento di mansioni, di cui ci parlerà la collega Garofalo dopo l'introduzione della collega Riccardi, in cui indicherà quelli che sono diciamo, i problemi di carattere generale. Io sinceramente non ho molto di più da aggiungere, non perché non ne avrei, ma perché magari mi riservo alla fine qualche precisazione, qualche considerazione di precisazione, perché questo tema, come dicevo poc'anzi, è un tema di estremo rilievo, un tema delle mansioni, l'unica cosa che forse così ci ricordiamo insieme, soprattutto per quanto riguarda il tema della mobilità orizzontale, è uno dei temi nei quali il privato ha accoppiato al pubblico. Adesso c'è questo grande problema del rapporto privato-pubblico. Beh, in questo caso il 203 vigente ha ripreso quello che diceva e quello che dice l'articolo 52, e questo è un aspetto sicuramente di rilievo in un contesto organizzativo ovviamente tra pubblico e privato, però molto diverso. Veramente non aggiungo nulla di più, ed è con grande piacere che ci do la parola, ringraziando lei e ringraziando fin d'ora Alessandro Bellavista e Carmela Garofalo per essere qua presenti con noi questo pomeriggio, per darci un inquadramento generale di quelle che sono le tematiche e le problematiche del tema di questo pomeriggio. Grazie Angelica, a te la parola. Buon pomeriggio a tutti. Prima di iniziare consentitemi di ringraziare il professore Alessandro Boscati e Anna Zilli, che hanno dato avvio a questa iniziativa che sta diventando un punto di riferimento sempre più importante sia per la comunità accademica che per gli operatori del settore, ed è vero. Quindi grazie davvero per dare a tutti noi queste occasioni di studio e di condivisione. In questo secondo ciclo di CLIP ci stiamo occupando di professionalità. E dopo una serie di incontri che hanno declinato questo tema nelle sue linee di struttura, abbiamo parlato di mansioni negli incontri precedenti, di inquadramento, di mobilità, di progressione di carriera, siamo oggi a parlare dell'esercizio di fatto di mansioni. Già il fatto che all'interno di un ciclo seminariale dedicato alla professionalità del lavoro pubblico sia previsto un incontro dedicato espressamente a questo tema così particolare, un tema che probabilmente sarebbe piuttosto marginale nell'ambito del lavoro privato, fa scattare una serie di campanelli d'allarme. Il primo è ovviamente quello di una discrasia tra prassi e norma, tra essere e dover essere. Se parliamo di mansioni di fatto, evidentemente stiamo parlando di qualcosa che si pone al di fuori del sistema ordinario che è stato esaminato negli incontri precedenti.
Ma non è solo questo, perché parlare di mansioni di fatto significa molte altre cose, come parlare del divario più grave, forse insuperabile, nella regolazione di lavoro pubblico e lavoro privato. Significa anche parlare degli archetipi, della disciplina speciale dei dipendenti come sistema chiuso e non conciliabile con il resto del mondo del lavoro, e purtroppo, come vedremo, significa anche parlare di problemi della pubblica amministrazione che affondano le loro radici in un tempo precedente alla privatizzazione e che si trascinano in forme diverse ma immutati nella sostanza fino ai giorni nostri. Ai relatori di questa giornata, quindi, professore Alessandro Bellavista e Carmela Garofalo, che ancora una volta ringrazio per aver accolto il mio invito, è affidato dunque un compito molto difficile, quello di analizzare un tema che è il punto di precipitazione pratica di una serie di questioni molto più ampie. Tra queste possiamo citare i capisaldi del pubblico impiego rappresentati dall'accesso mediante concorso, possiamo parlare dei vincoli di finanza pubblica, della rigidità entro certi limiti inevitabile dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni, nonché alla fine dei problemi che questa rigidità determina sul piano sia dei poteri gestionali del dirigente, che sono limitati e compressi, sia della professionalità del lavoratore, che è altrettanto sacrificata e compressa. E forse alla base potremmo anche parlare del problema dei problemi, cioè quello della mancanza di una vera figura datoriale all'interno delle pubbliche amministrazioni. Quindi per introdurre questo tema mi prenderò qualche minuto anche per segnare le coordinate generali del sistema in cui le relazioni di questa giornata si andranno a collocare, in modo da consentire ai relatori, i professori Bellavista e Garofalo, di poter procedere direttamente all'approfondimento dei temi che gli sono stati assegnati. In primo luogo, quindi, come anticipato, la regolazione posta per lo svolgimento di fatto di mansioni nel lavoro pubblico rappresenta il punto di maggiore e più grave distanza rispetto al lavoro privato. Questa distanza in parte si è ridotta con il processo di riforma. Sappiamo tutti che nella prima fase della privatizzazione la legge stabiliva espressamente che la divisione a mansioni superiori non desse diritto a una retribuzione corrispondente, quindi in spregio non solo dell'articolo 2103 del Codice Civile, ma anche e soprattutto dell'articolo 36 della Costituzione. Quindi una distanza che si è colmata, ma che rimane in parte ancora oggi. E vedremo, con il professor Bellavista, i problemi che comporta l'impossibilità del lavoratore di acquisire l'inquadramento che corrisponde alle mansioni che di fatto svolge. Questa distonia, come sappiamo, è dovuta a dei principi costituzionali ben precisi di garanzia della pubblicazione, i principi in tema di spesa pubblica e tutela delle finanze erariali, i principi in tema di accesso mediante concorso agli impieghi pubblici. Possiamo solo immaginare che cosa succederebbe se in questo settore lo svolgimento di mansioni superiori determinasse l'accesso alle qualifiche corrispondenti. Quindi da una parte avremo una lievitazione incontrollabile della spesa pubblica e lo sfondamento dei vincoli finanziari che sono connessi alla dotazione organica, dall'altra parte si avrebbe un aggiramento del meccanismo di selezione dei migliori attraverso concorso e quindi lo svolgimento delle carriere dei dipendenti per vie alternative, con tutti i rischi che questo comporta sul piano della trasparenza, del clientelismo e della storica inaffidabilità della classe dirigenziale pubblica. Se questi principi e questi vincoli di per sé sono abbastanza fuori discussione, meno indiscutibile è la loro applicazione e qui potremmo aprire una riflessione sull'equiparazione delle progressioni verticali all'accesso a un nuovo posto, ma questo esula dai limiti della tematica oggetto di questo seminario e ne abbiamo già accennato negli incontri precedenti. In secondo luogo, lo svolgimento di fatto di mansioni, o come si usa dire il mansionismo, rappresenta il punto di precipitazione pratica di una serie di problemi relativi all'organizzazione delle amministrazioni. Anche questi problemi in gran parte risalenti e che sentiremo su questo il professor Bellavista
forse non si possono considerare del tutto risolti dal processo di riforma che ha interessato questo settore. Il primo di questi problemi è la rigidità dell'organizzazione degli enti pubblici, sia a livello di apparati, sia a cascata a livello di rapporti di lavoro. Negli incontri che hanno aperto questo ciclo di clip abbiamo parlato dei nuovi sistemi di inquadramento dei dipendenti pubblici e in particolare della maggiore flessibilità nella gestione del lavoro che è stata determinata dal passaggio dal modello statico della pianta organica a quello dinamico della dotazione organica, ma questa flessibilità comunque è abbastanza limitata, una limitazione che in una certa misura è inevitabile solo ove si consideri sia il rapporto di dipendenza strutturale e funzionale dell'organizzazione del lavoro dall'organizzazione degli uffici, sia l'alto livello di giuridificazione del sistema di inquadramento professionale. La prevalenza così dell'apparato degli uffici sul lavoro, delle funzioni formali sulle mansioni concrete, irrigidisce l'organizzazione del lavoro, impedisce il naturale e fisiologico adattamento delle posizioni in cui è articolata l'organizzazione del lavoro ai mutamenti che la struttura organizzativa nel suo complesso inevitabilmente subisce nel corso del tempo. In questa prospettiva si potrebbe dire che il mansionismo è un meccanismo di adattamento necessario, tra virgolette, dei compiti formalmente assegnati alle necessità reali dell'ufficio, sebbene attraverso dei percorsi che si muovono al di fuori, se non addirittura contro, il tracciato legale. Emblematica di questa rigidità strutturale che connota in via generale l'organizzazione del lavoro, per prendere un esempio immediatamente riguardante la materia di cui stiamo parlando, è la disciplina stabilita dall'articolo 52 del decreto 165, che subordina delle condizioni tassative l'addibizione del lavoratore a mansioni superiori, e su questo avremo la possibilità di ascoltare tra pochissimo un autorevole studioso come il professor Bellavista. Questa rigidità strutturale quindi porta, si potrebbe dire inevitabilmente, ad una frattura tra organico teorico e organico reale, frattura che spesso si è cercato di ricomporre dall'interno con dei rimedi che probabilmente sono peggiori del male. Parliamo di concorsi interni totalmente in parte riservati, di scivolamenti, di reinquadramenti ex lege, ricompattamenti, tutta una serie di meccanismi che sono diversi ma che hanno lo stesso scopo: reinquadrare i dipendenti aggirando il principio concorsuale di cui è l'articolo 97 della Costituzione. Il mansionismo, quindi, attraverso questi percorsi spesso viene riparato dall'interno. E non ho usato questa parola casualmente, ma per dare l'idea di come il sistema complessivo sia quasi un sistema autopoietico, cioè un sistema che ridefinisce continuamente se stesso e che si sostiene e riproduce dal proprio interno. Per quanto comunque questo sistema riesca in parte ad autoripararsi, è comunque un sistema rotto, un sistema che non funziona bene. E i danni li pagano tutte e due le parti del rapporto. Da una parte, infatti, la rigidità di questo sistema limita i poteri di gestione delle risorse umane del dirigente pubblico e in particolare l'assegnazione a mansioni diverse o superiori che sarebbe opportuna per far fronte alle concrete necessità della struttura che gli è stata assegnata. Dall'altra parte, e questo aspetto è ancora più grave, la rigidità strutturale di cui si è parlato determina una serie di problemi come la sottoutilizzazione dei dipendenti, l'impoverimento della loro professionalità, la tortuosità e vischiosità dei percorsi di carriera, in una parola la svalutazione dei lavoratori pubblici, che sono spesso veramente condannati al mansionismo e alla divaricazione tra essere e dover essere che questo significa. Quindi già c'è un quadro piuttosto complesso che viene ulteriormente complicato dal contesto in cui lo svolgimento di fatto di mansioni si colloca. E passiamo qui
alla seconda relazione che ascolteremo oggi pomeriggio. Nel settore delle pubbliche amministrazioni, infatti, lo stesso concetto di equivalenza delle mansioni ha avuto e continua ad avere dei confini piuttosto indefiniti. Il vecchio sistema, come si è detto, dell'inquadramento del testo unico 3 del 1957 sembra avere lasciato una serie di strascichi anche nell'assetto post-privatizzazione, se non nei modi formali di svolgimento, sicuramente nella logica che lo connota. E questa logica, lo sappiamo tutti, è quella del formalismo, che solo in parte è stato attenuato con l'evoluzione della legislazione di riforma, con il passaggio da una norma, l'articolo 52, che nella sua versione originaria individuava le mansioni equivalenti in quelle considerate tali nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, quindi con un rinvio tout court alle determinazioni dell'autonomia collettiva che si riteneva eliminasse la stessa possibilità di un controllo giudiziale, ha un nuovo articolo 52 che attualmente fa riferimento alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, con una formulazione che forse, ripeto forse, lascia una serie di margini per valutazioni che riguardano il bagaglio professionale richiesto dalle mansioni. In questa disciplina, nella vecchia, in quella nuova, non assume il rilievo che sarebbe necessario la professionalità del dipendente pubblico. A differenza su questo piano di quanto avviene nel settore privato, in cui l'elemento della professionalità è sempre stato salvaguardato almeno in sede giudiziale, mentre nel nostro settore il principio di effettività cede il passo a una valutazione formalistica e prefigurata ex ante dell'equivalenza di mansioni, ancora una volta probabilmente in funzione di un malinteso intento di assicurare buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Questo formalismo ha portato ad affermare, soprattutto con riguardo alla regolamentazione precedente della materia, che nel lavoro pubblico non possa nemmeno parlarsi di ius variandi orizzontale, in quanto tutte le mansioni ascrivibili alla stessa qualifica concorrerebbero a determinare l'oggetto del contratto, con un risultato paradossale che è quello di un ampliamento oltre misura delle mansioni esigibili che arriva a lambire la nullità del contratto per indeterminabilità dell'oggetto. E questo pone a monte una domanda fondamentale. In questa nebulosità, qual è lo spazio per l'esercizio di fatto delle mansioni? E su questi profili sentiremo in chiusura la professoressa Carmela Garofalo che ci aiuterà a dare una risposta. La scaletta del seminario mi sembra tracciata abbastanza chiaramente, quindi non mi resta che lasciare la parola al professor Alessandro Bellavista, che ho il piacere e l'onore di avere come primo dei relatori in questa giornata. Grazie. Bene, grazie. Non posso che essere onorato dell'invito e della possibilità di parlare di un tema estremamente interessante, diciamo, ed estremamente anche rilevante. Possiamo dire che mutatis mutandis si tratta quello delle mansioni superiori svolte dai lavoratori pubblici, di un tema eterno del settore pubblico, perché è un tema che, mutando i vari regimi, prima il regime pubblicistico, poi l'ibridazione tra diritto pubblico e diritto privato avviata alla fine degli anni 60 con le leggi di settore e poi concretizzata con la legge quadro dell'83 fino ad arrivare alla privatizzazione / contrattualizzazione. Questo tema, cioè della corrispondenza effettiva tra ciò che i lavoratori fanno e l'inquadramento,
qualsivoglia modo lo si voglia definire, è un tema, come ho detto io, eterno. Mi permetto brevemente di diciamo, ricordare che proprio questa distonia, cioè quindi questa antinomia tra l'inquadramento formale del dipendente e lo svolgimento effettivo di compiti diversi rispetto all'inquadramento formale, era un problema che diciamo, si è avvertito fin sotto il regime della legge Giolitti dei primi anni del Novecento, e che ovviamente in quel regime trovava risposte, diciamo, congrue alla struttura di quel particolare regime, e cioè avveniva in quel sistema che era basato sul sistema delle carriere, avveniva quella che si chiamava la scissiparità, cioè avveniva il fenomeno in base al quale venivano moltiplicati gli uffici. E ovviamente con diciamo, enormi problemi diciamo, sul piano organizzativo, perché ovviamente diciamo, moltiplicando gli uffici che svolgevano anche attività similari, ovviamente la confusione organizzativa non poteva che essere incrementata. Un momento, ora faccio un balzo, no? Faccio un balzo perché, come sappiamo, il sistema del lavoro pubblico subisce un'evoluzione, possiamo dire, lenta e veloce al tempo stesso, e cioè nel periodo, diciamo, fascista, nel ventennio, le risposte alle domande di flessibilità organizzativa vengono date non tanto nel nucleo duro del pubblico impiego governato dai decreti De Stefani, ma viene data questa risposta attraverso ovviamente le amministrazioni parallele che hanno un particolare sviluppo durante il ventennio, anche se ovviamente erano nate nel primo decennio del secolo, amministrazioni parallele che diciamo, restano governate sul piano diciamo, dei rapporti di lavoro dal diritto privato, e quindi permettono ovviamente quella flessibilità che non dava ovviamente il regime pubblicistico propriamente detto. All'indomani della seconda guerra mondiale il dibattito sul lavoro pubblico è un dibattito culturalmente, si potrebbe dire, intenso. Non passa però l'idea gianniniana di Massimo Severo Giannini, che era dentro i processi di elaborazione della Costituente, anche se non era un costituente a tutti gli effetti. Mi permetto di ricordare in questa sede che Massimo Giannini fu lo scrittore, insieme ovviamente a Lelio Basso, del comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione, quindi diciamo, una delle norme più fondamentali delle fondamentali. Non passa l'idea gianniniana di diciamo, passare da un'organizzazione sul modello napoleonico, quindi organizzata su base ministeriale, a un'organizzazione basata su un'amministrazione per servizi, che ovviamente ai servizi dovevano corrispondere una unificazione delle funzioni. Questa è un'idea diciamo, che ancora oggi non è completamente realizzata. Siamo su questo punto, perché l'idea doveva essere quella delle agenzie, e sappiamo che però le agenzie presentano delle distonie perché rimangono fortemente legate al ministero di collegamento, e l'idea dell'amministrazione per servizi doveva anche concretizzarsi in ovviamente strutture ovviamente unificate, più snelle, che ancora non sono state realizzate. Allora, si ripropongono ovviamente nel regime
del testo unico del 57, che poi sappiamo che si riduce a una concretizzazione dei principi della giurisprudenza del Consiglio di Stato che si era formata fino allora, si attenuano alcune delle parti più, possiamo dire, autoritarie, probabilmente in conflitto con la Costituzione, dei testi unici De Stefani, e però si ripropone proprio il problema, diciamo, della corrispondenza tra inquadramento formale e attività sostanziale, diciamo, dei dipendenti. E allora si apre progressivamente il dibattito in ordine al cambio di inquadramento, e quindi gli anni 60 sono stati dominati, e anche, diciamo, gli anni 80 sono stati dominati dal dibattito sulla cosiddetta qualifica funzionale, cioè quindi un'idea per cui si dovesse adottare un sistema di inquadramento simile a quello del settore privato, in cui all'inquadramento formale del lavoratore corrispondesse ovviamente un profilo di mansioni e in cui la carriera non ci fosse tra le varie qualifiche funzionali, perché il passaggio da una qualifica funzionale all'altra doveva essere governato dal sistema del concorso, però ci doveva essere all'interno della qualifica funzionale ovviamente una progressione di carattere economico per premiare il merito. Cos'è accaduto? Questo sistema viene introdotto prima nelle regioni, poi viene introdotto nello Stato con la legge 312 dell'80, poi viene generalizzato con la legge quadro dell'83. Questo sistema è un sistema che sostanzialmente viene travolto dalla, direbbe il professore Carinci, dalla dura legge dei fatti, e cioè accade che intanto il sistema delle qualifiche funzionali non viene messo in attuazione, non viene, come si dice oggi, implementato in modo adeguato, cioè si passa parecchio tempo a costruire i profili professionali, si rallenta la messa in campo di questo sistema e quindi si sviluppano spinte da parte ovviamente di dipendenti, quella di cui parlava appunto Angelica, perché dobbiamo sempre considerare che i lavoratori hanno delle legittime aspettative di carriera, questo è un dato indiscutibile, poi queste legittime aspettative di carriera si scontrano con valori costituzionali che a mio parere sono sempre preminenti. Bene, quindi poi li richiamerò. Va bene, perché poi altrimenti ciascuno di noi nella vita ha le sue aspettative, ma si scontrano con anche le situazioni di contesto. Ora, cosa accade? Accade che queste aspettative di carriera dei lavoratori, ovviamente sto semplificando, che non vengono adeguatamente coperte dal sistema delle qualifiche funzionali, che comincia già ad essere attaccato da vari lati, va bene, quindi anche con normative che si muovono in maniera differente, anche perché ricordiamoci sempre che il sistema della legge quadro non era un sistema totalizzante, perché era un sistema che diciamo, governava gran parte dei settori pubblici, ma ovviamente vi erano tutta una serie di amministrazioni che prima e dopo si staccarono dal sistema legge quadro. Però alcuni dei fenomeni più significativi sono la moltiplicazione delle qualifiche funzionali, quindi le qualifiche funzionali in alcuni settori si proliferano, e poi ovviamente leggi speciali. Leggi speciali che favoriscono scivoli, quindi vale a dire un fenomeno, possiamo dire, un po' classico del settore pubblico, vale a dire passaggi automatici dei lavoratori da un livello ad un altro, e soprattutto in alcuni settori, grazie ad alcune leggi speciali, l'università, qualcuno di voi siete molto giovani, ma all'università è accaduta un'operazione del genere, e ci sono leggi speciali che prevedono il passaggio al nuovo sistema delle qualifiche funzionali attraverso
un accertamento delle mansioni di fatto svolte, quindi tramite ovviamente un sistema di commissioni costituite dall'amministrazione che verificava le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore. Questo è il motivo per cui quelli della mia generazione, quando sono all'inizio degli anni 80, o meglio a metà degli anni 80, non sono così stagionato, a metà degli anni 80 hanno iniziato il loro percorso, si sono ritrovati dipendenti universitari che in un modo o nell'altro coprivano l'ottavo livello, che era diciamo, il livello più elevato del sistema di inquadramento dell'università, uno dei livelli più elevati perché c'era anche il nono, che praticamente non avevano laurea e sostanzialmente avevano difficoltà a scrivere una lettera allora a macchina, perché ovviamente gli accertamenti delle mansioni di fatto erano stati svolti in sede domestica con tutto quello ovviamente che sulla base di spinte sindacali e con tutto quello che ovviamente significava. Quindi la morale, voglio dire, di questo discorso qual è? La morale di questo discorso è che, anche qui citando una famosa canzone dei Led Zeppelin, che mi piace sempre citare, la canzone rimane la stessa, dicevano i Zeppelin, e cioè mutano i regimi giuridici, però i momenti più pericolosi per l'interesse pubblico sono quelli dei cambi, dei passaggi di ordinamento. Nei passaggi di ordinamento di regimi, ovviamente si verifica quello che si chiama, anche per ravvivare il dibattito, io lo chiamerei assalto alla diligenza, e cioè ci sono ovviamente le spinte in tema di inquadramento per favorire sovrainquadramenti rispetto ad una reale collimazione delle posizioni del vecchio e del nuovo. Cioè questo è ad esempio accaduto in regione siciliana, regione a statuto speciale, dove appunto con la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro dei dirigenti dei lavoratori della regione siciliana, che avviene diciamo dopo la seconda privatizzazione, cioè avviene nel 2000, lì cosa accade? Accade che si passa al nuovo inquadramento adottando il modello del comparto regioni e autonomie locali, però sostanzialmente tutti i dipendenti diciamo, regionali vengono sovrainquadrati rispetto alla loro posizione di partenza basata sulle qualifiche funzionali. Ma questo è stato un fenomeno diciamo, generale, e appunto questi fenomeni sono dei fenomeni particolarmente pericolosi, come ad esempio, non è mio argomento, però lo richiamo, con i nuovi contratti, diciamo di questo triennio col passaggio al nuovo ordinamento professionale, dove lì però, per come lo interpreto io, diciamo, il trucco adottato è quello di favorire il sovrainquadramento e quello di favorire progressioni verticali, ovviamente compensando il dato del titolo di studio con l'anzianità pregressa. Questo. Ora, con la svolta della privatizzazione e contrattualizzazione, sappiamo che viene introdotto diciamo, una disciplina appunto specifica in tema di mansioni, che ovviamente subirà tormentate evoluzioni, quindi evoluzioni sulle quali non posso ovviamente scendere nel dettaglio, non perché non, diciamo, anche se siete disponibili a essere tramortiti, la questione diventerebbe anche eccessiva. E le nuove disposizioni in tema di, diciamo, di mansioni hanno ovviamente, secondo me, scontano, io posso anche giustificarle, intanto scontano un problema che sicuramente la prima fase della privatizzazione è stata una fase accelerata, dove quindi diciamo, il decreto 29 era pieno di imperfezioni sul piano tecnico, perché
i riformatori volevano andare avanti. Poi si scontava anche il fatto che vi era la giurisdizione del Consiglio di Stato, che ovviamente, Consiglio di Stato, il giudice amministrativo, che ovviamente era sempre stato restio a favorire qualunque gratificazione a favore dei lavoratori in ordine allo svolgimento delle mansioni superiori. È sempre stato sostanzialmente negativo il Consiglio di Stato in ordine a questo profilo, fino ad arrivare alla seconda privatizzazione, dove con la seconda privatizzazione il legislatore approfitta anche delle posizioni della Corte Costituzionale, che nel corso degli anni aveva riconosciuto la piena applicazione nel rapporto di pubblico impiego, quindi nel rapporto di pubblico impiego non privatizzato, quindi in pieno regime pubblicistico, anche in quel regime dell'articolo 36 Costituzione. L'articolo 36 appunto che permette alla Corte Costituzionale di affermare il principio per cui se il lavoratore svolge mansioni superiori, e quindi poi torneremo sulla parola di fatto, che è un aspetto importante, gli deve aspettare ovviamente una retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente svolte. Il passaggio al nuovo articolo 52 del decreto 165/2001 sostanzialmente codifica questa posizione, questo spunto della giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ovviamente aveva già trovato riscontro, che troverà dopo riscontro anche in sentenze della Cassazione sul vecchio regime, ma che arrivano ovviamente dopo, quindi anche se ovviamente è facile, dopo la versione ultima del 52 al 165 è molto facile affermare che quel principio sancito dal 52 vale anche per il passato. Comunque questa è una battuta. E ora noi abbiamo, il testo di riferimento è l'articolo 52, il quale prevede, possiamo dire, due ipotesi parametro, va bene? La prima ipotesi è quella, dell'assegnazione cosiddetta legittima di mansioni superiori. Ipotesi che è governata, dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 52. Infatti il comma 2 ci dice che per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, però ovviamente fissa delle condizioni. Le condizioni sono due: se manca il posto in organico per un certo periodo, e devono essere state avviate le procedure ovviamente per la copertura dei posti. L'altra ipotesi è la sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto, ovviamente, e con esclusione dell'assenza per ferie, va bene, per la durata di questo tipo di assenza. Il comma 3 ovviamente codifica anche un principio, giurisprudenziale, che ovviamente trova anche concretizzazione nel settore privato. Qui c'è, uno dei punti in cui c'è l'osmosi, perché ovviamente ci deve essere, perché non basta ovviamente affermare ho svolto mansioni superiori perché ho scritto una lettera che spettava, al collega inquadrato nel livello superiore, ma
ci deve essere un'attribuzione in modo prevalente dei compiti propri di dette mansioni. Infatti la giurisprudenza, sotto questo profilo, questo è, diciamo, un punto voglio dire, consolidato. La giurisprudenza sostiene che per accertare la sussistenza di questa fattispecie, quindi svolgimento di mansioni superiori, bisogna porre in essere un procedimento logico-giuridico che si sviluppa secondo un criterio cosiddetto trifasi, no? Quindi 3 fasi, quindi che mi permetto di ricordarle, anche se, voglio dire, è un po' lapalissiano, va bene? Perché è sempre così, anche un procedimento è come quando si vuole accertare la sussistenza della subordinazione, no? Quindi sempre bisogna effettuare delle comparazioni. Quindi bisogna ovviamente accertare le attività lavorative svolte in concreto, individuare le qualifiche ovviamente previste dal contratto collettivo di riferimento e poi ovviamente effettuare la comparazione tra ciò che si è fatto, ciò che si fa, ovviamente, e capire dove è collocabile il ciò che si fa, quindi il compito svolto. Ovviamente mi permetto anche qui di segnalare che secondo la giurisprudenza questo schema, dice la giurisprudenza, ovviamente, diciamo, non è uno schema rigido, va bene, però è necessario che voglio dire, questi momenti trovino ingresso nel ragionamento, diciamo, del giudice, va bene? Quindi, insomma, per evitare appunto che la motivazione sia eccessivamente lasca. Ora, questo, diciamo, appunto è la regola base in tema che governa appunto quella che si chiama l'assegnazione legittima, diciamo, delle mansioni superiori. Prima di parlare dell'assegnazione illegittima, che è l'aspetto più interessante, no? Va bene, questo ecco. Va ricordato il comma 6 dell'articolo 52, perché il comma 6 contiene, diciamo, un rinvio alla regolazione dei contratti collettivi e ci dice questa norma: i medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4 che ho citato, no? Quindi che riguardano appunto l'assegnazione legittima a mansioni superiori. Allora qui, nonostante qualche tesi un po' burlona, no, che gira tra i giuristi, diciamo, il rinvio alla regolazione degli effetti da parte della contrattazione collettiva non riguarda né il comma 5, che concerne l'assegnazione illegittima alle mansioni, e quindi non... e ovviamente non riguarda neanche il comma 1, va bene, che riguarda appunto la regola, concerne la regola che l'acquisizione della qualifica superiore deve avvenire attraverso procedure selettive. Quindi, nonostante appunto dico vi è qualche tesi, è chiaro che qui è lo stesso legislatore a chiaramente precisare che la contrattazione collettiva ovviamente non può prevedere forme di sanatoria in qualifiche superiori dello svolgimento delle mansioni di fatto, cioè di fatto sulla base di assegnazione da parte del titolare dei poteri del datore di lavoro. Purtroppo la contrattazione collettiva, che qui non è mio argomento, ma il discorso va collegato,
diciamo, ha aggirato ovviamente questa previsione, perché sappiamo con i contratti 98-2001, contratti collettivi 98-2001, sono stati operati poi anche reinquadramenti. Anche, diciamo, io, diciamo, un contratto che conoscevo bene è quello del comparto università. Il nostro contratto del comparto università, diciamo, era un contratto di quelli che prevedeva reinquadramenti, ma ovviamente con la scusa, diciamo, del passaggio al sistema di classificazione che venne introdotto proprio in quell'occasione, quando siamo passati dalle qualifiche funzionali ovviamente alle aree, no? Da noi ovviamente università B, C, D ed EP. Ovviamente anche l'aggiramento di una disposizione del genere è avvenuta, e lo ha richiamato Angelica, la collega e amica, è avvenuto ovviamente con le progressioni verticali separate, no, svolte in tutti quegli anni fino ad arrivare alla cesura, alla scimitarra calata da Brunetta. Va bene, ma diciamo Brunetta, per quanto la riforma Brunetta, per quanto criticabile per tanti motivi, fu una risposta autoritaria a una deriva. Questo va spiegato in questo modo, perché sappiamo che proprio i dati ARAN, i dati della Corte dei Conti, dimostrano che nel periodo immediatamente precedente vi erano state ovviamente promozioni di massa, va bene? Quindi non solo progressioni economiche, ma anche ovviamente progressioni verticali e anche in mancanza dei titolisti. Quindi il discorso va sempre collegato. Invece andiamo al comma 5. Il comma 5 riguarda l'ipotesi, diciamo, dell'assegnazione delle mansioni di fatto, cioè lo svolgimento, diciamo, di fatto vero e proprio di mansioni superiori, che avviene al di fuori dell'ipotesi del comma 2. Allora, qui ovviamente troviamo proprio la concretizzazione di quel principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale, che comunque va applicato il 36 Costituzione. Quindi il lavoratore va tutelato sotto questo profilo. Allora, quali sono queste ipotesi? Dice, ma quali possono essere queste ipotesi? Queste ipotesi sono ipotesi che possono essere individuate in tre tipologie. Allora, c'è l'ipotesi in cui al di fuori dei casi precedenti c'è un provvedimento formale, cioè c'è l'esercizio del potere datoriale e il lavoratore viene adibito allo svolgimento, diciamo, delle mansioni superiori. La seconda ipotesi è quella in cui il lavoratore di fatto, senza alcun provvedimento, viene indotto a svolgere mansioni di carattere superiore, e la terza ipotesi è quella della cosiddetta prestazione illecita. Questo è, diciamo, sono, diciamo, le tre ipotesi configurate. Allora, sotto questo profilo, diciamo, la giurisprudenza, diciamo, è ormai, diciamo, consolidata, perché la giurisprudenza fino a una delle ultime pronunce che ho avuto modo di vedere, la cito, la 25848 del 2022, quindi pubblicata l'1 settembre, la giurisprudenza
ci dice che appunto il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né negativo all'operatività del nuovo sistema di classificazione al personale, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato. Questo principio, e quindi questo principio vale anche in relazione allo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento, e non è condizionato alla legittimità né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico. Quindi ovviamente va approvato lo svolgimento di queste mansioni. L'unico limite, quindi dice, l'unico limite è quella terza ipotesi che vi ho menzionato, quindi non ci sarebbe il diritto alla retribuibilità nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputo contro la volontà dell'ente. Quindi il classico caso, no? Il professore Boscati viene a lavorare nel mio terreno, quello che si faceva agli studenti, no, meno sistema, ma io non ne sapevo nulla e poi vuole essere pagato. Non, diciamo, questo non è possibile. Ovviamente la retribuibilità è esclusa quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari dell'ordinamento. Qui sostanzialmente cosa fa la Cassazione? La Cassazione diciamo, versa in questo orientamento, che è un orientamento risalente, versa ovviamente alla lettura prevalente, diciamo, del 2126 del Codice Civile, nella parte in cui si configura l'illecità dell'oggetto della causa, quindi perché ovviamente la lettura giurisprudenziale è quella che illicità dell'oggetto della causa, ai sensi del 2126 del Codice Civile, non sussiste in ogni caso di mera illegittimità, ma nei casi di contrarietà, possiamo dire, ai principi dell'ordinamento giuridico. Va bene? Quindi c'è una lettura restrittiva. Altra cosa, diciamo, importante è quella che ovviamente qui la mansione può essere anche una mansione che vada oltre la qualifica immediatamente corrispondente. Quindi il principio di retribuibilità, cioè governa, diciamo, la qualunque tipologia di mansione, ovviamente sempre se il lavoratore riesce a provare di avere svolto nei termini, voglio dire, classici, quindi di avere svolto questo tipo di mansione. E alcuni di questi casi, ad esempio, hanno riguardato, ad esempio, ipotesi di operatori del servizio sanitario, in cui ovviamente vi erano appunto sanitari che svolgevano mansioni superiori, e ovviamente lì, diciamo, la giurisprudenza che è stata, e vengo incontro a un auspicio della professoressa Riccardi, la giurisprudenza è stata molto favorevole nei confronti dei lavoratori, va bene? Perché nel caso degli infermieri che svolgevano, semplici, che svolgevano mansioni di infermieri professionalizzati, ovviamente la giurisprudenza ha ritenuto una sostanziale, possiamo dire, liceità dello svolgimento di queste mansioni, nonostante che probabilmente quegli infermieri che svolgevano le mansioni degli altri non avessero i titoli professionali che giustificavano lo svolgimento di queste mansioni, quindi si sarebbe potuta configurare, diciamo, una vera illiceità e non una mera illegittimità dello svolgimento di tali mansioni. Infatti una sentenza, lo dico anche qui poi nel testo scritto, una sentenza di riferimento, no, che poi richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale,
una sentenza di riferimento in ordine alla, proprio al limite, al compenso, all'assegnazione a mansioni superiori, è la sentenza della Cassazione, la 24266 del 2016, ma che afferma un principio ovviamente che è consolidato e ribadito anche da altre sentenze. Ora, questo è, diciamo, questa è, possiamo dire, la roadmap. Ultimamente la giurisprudenza, ad esempio in un caso, diciamo, interessante, ha diciamo, affermato che nell'ambito appunto del pubblico impiego contrattualizzato, ovviamente l'accertamento e lo svolgimento di mansioni superiori deve essere operato avuto riguardo all'atto di macroorganizzazione di portata generale con il quale l'amministrazione ha adottato alla propria struttura i profili professionali previsti dalla contrattazione collettiva, individuando i posti alla pianta organica, dovendo escludersi che a tale compito, dice, possa provvedere il giudice. Quindi il giudice può ovviamente solo sindacare gli atti di organizzazione esecutiva, e quindi questa sentenza della Cassazione diciamo, censura, cassa la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto irrilevante la previsione in pianta organica di una determinata posizione organizzativa, come pure l'effettiva adibbizione ad essa della ricorrente. Questo, diciamo, perché ovviamente, ovviamente dà ragione sostanzialmente alla ricorrente. Ora, un aspetto, diciamo, interessante qual è? È quello che ovviamente nella realtà dei fatti i lavoratori intraprendono cause nei confronti dell'amministrazione per ovviamente il riconoscimento non solo delle porzioni retributive spettanti per lo svolgimento di mansioni superiori, ma intraprendono cause anche per il riconoscimento della qualifica corrispondente. E ora cosa è accaduto? È accaduto che in alcuni casi vi è stato qualche ente pubblico che è addivenuto in sede giudiziale a transazioni con il riconoscimento del corrispondente inquadramento superiore. Questa è una vicenda, mi permetto di dirlo sulla base della mia esperienza, questa è una vicenda, voglio dire, che non è di oggi, è una vicenda che, perché gli avvocati sono bravi molto spesso, è una vicenda che diciamo, si è manifestata fin dall'indomani del passaggio al giudice ordinario, con la seconda privatizzazione. Va bene? Perché sappiamo che il giudice amministrativo era assolutamente negativo rispetto, appunto, quindi negava anche la retribuibilità, spesso, nelle posizioni prevalenti, perché poi anche la giurisprudenza amministrativa si è presentata a morte. Col passaggio alla giurisdizione al giudice ordinario, quindi con la seconda privatizzazione, ovviamente si sono verificate ipotesi del genere, cioè tentativi. La Cassazione ultimamente si è trovata di fronte a situazioni del genere, cioè transazioni su mansioni superiori, dove che cosa dice, ma che cosa succede? Perché arriva davanti al giudice questa causa? Perché ovviamente l'ente, in genere il comune, fa la transazione, va bene, poi ovviamente il comune si accorge, l'ente si accorge di aver sbagliato, perché spesso il collegio dei revisori che si era accorto di quanto era accaduto glielo segnala, e ovviamente a quel punto l'ente deve
agisce in giudizio per dichiarare nulla la transazione. La transazione sarebbe inoppugnabile, ma in quanto negozio sappiamo che è assoggettata ai vizi di qualunque negozio. E ovviamente queste transazioni sono ovviamente dichiarate nulle dalla giurisprudenza, cioè si riconosce la nullità. Infatti la Cassazione sostanzialmente si sbarazza di questi ricorsi. L'ultima pronuncia, ve la richiamo, è una pronuncia, la 20.913 del 2020, e quindi ovviamente possiamo dire che da questa via di fuga, di salvaguardia all'amministrazione che aveva operato una transazione nulla. Perché nulla? Perché verte, diciamo, su un diritto, voglio dire, totalmente indisponibile da parte dell'amministrazione. Perché ovviamente non è un diritto disponibile, in quanto l'amministrazione, datrice di lavoro, ovviamente non è un datore di lavoro privato. E anche qui mi rilancio con l'amica Angelica, diciamo, perché io non l'ho detto prima, ma va sempre ricordato ora, no? Che la diversità di alcune regole tra lavoro pubblico e lavoro privato, non per recitare il vecchio Consiglio di Stato che prese una parola totalmente contraria all'idea della privatizzazione, va bene? Ma anche Massimo D'Antona, che era ovviamente, diciamo, fautore di una contrattualizzazione e privatizzazione spinta, cosa ci diceva Massimo D'Antona? Massimo D'Antona ci diceva: l'applicazione del diritto privato, diciamo, trova il suo limite nell'esigenza della salvaguardia di interessi pubblici superiori a quelli delle parti, diciamo, della relazione bilaterale. E quindi l'interesse pubblico trova appunto la sua concretizzazione nel principio, sappiamo, dell'articolo 97 e ovviamente nei limiti, diciamo, alla possibilità che in qualunque modo, diciamo, si possa ottenere un riconoscimento permanente, diciamo, delle mansioni effettivamente svolte. E ovviamente, però, ripeto, con gli aggiramenti che comunque ci sono stati e ci saranno. Ora, è sempre così? Domanda. Ora noi abbiamo, abbiamo qua un tema che è stato evocato anche nel nostro convegno, diciamo, palermitano, va bene, e qui abbiamo le società partecipate, le controllate. Società controllate che hanno una norma di riferimento speciale, l'articolo 19 del decreto 175, che è modellato un po' sulla norma di apertura del decreto 29, o meglio del decreto 165. Perché no, l'articolo 19 del decreto legislativo 175 ci dice: salvo quanto previsto al presente decreto, ai rapporti di lavoro dipendenti delle società a controllo pubblico si applica la disposizione del codice civile, vabbè, e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. La norma di riferimento, come vi ho detto, è l'articolo 19, che appunto stabilisce dei criteri rigorosi in tema di assunzione, con richiamo ai principi del 165, stabilisce anche l'articolo 19 dei criteri rigorosi
nel caso di reinternalizzazione da parte dell'amministrazione pubblica del personale delle società partecipate, quindi dove vige sempre il principio del pubblico concorso, quindi puoi tornare da me se sei stato assunto col concorso pubblico, una procedura selettiva. Però l'articolo 19 non ci diceva nulla e non ci dice nulla se si applica o meno il 2103 del codice civile. E allora, infatti, dopo che è stato varato il 175, tra alcuni nostri colleghi, va bene, che ci siamo occupati del tema, ad esempio Alessandro Mainardi, no? Professore Carilli, altri colleghi, si è aperto il dibattito in ordine al fatto se si applicasse il 2103 e quindi soprattutto la promozione automatica, va bene? Quindi ci potesse essere riconoscimento, diciamo, delle mansioni di fatto svolte, le mansioni superiori, ovviamente. La giurisprudenza di merito nel primo periodo propendeva per la tesi, chiamiamola pubblicistica, cioè tesi in base alla quale la logica avrebbe voluto che non si potesse applicare il principio della promozione automatica, però recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza 35421 del 2022, ha ovviamente preso posizione a favore dell'applicazione dell'articolo 2103. Quindi con una posizione che ovviamente diciamo, riconosce la possibilità, diciamo, della promozione automatica nel caso di svolgimento di mansioni superiori. Ora, questa d'altra parte è la soluzione più logica, in assenza ovviamente nell'articolo 19 di una disciplina speciale che esclude l'applicazione dell'articolo 2103. Il rischio di derive, va bene, perché allora a quel punto cosa potrebbe capitare? Il rischio di derive è secondo me in parte ormai limitato, perché le società partecipate, le società a controllo pubblico, quindi secondo la definizione ovviamente del decreto, sono società fortemente sottoposte a monitoraggio da parte dell'amministrazione controllante e soprattutto corrono il rischio ovviamente devono nei loro progetti di sviluppo del personale muoversi lungo le direttive fissate dall'amministrazione controllante. E quindi il rischio di riconoscimenti di massa di mansioni superiori è un rischio, a mio parere, patologico e non fisiologico, cioè nel senso, quindi saranno ipotesi eccezionali perché poi le responsabilità degli amministratori saranno ovviamente eclatanti e che coinvolgeranno ovviamente tutta la catena, perché possono coinvolgere non solo il management della controllata, ma possono ovviamente coinvolgere, in mancanza di adeguato controllo, ovviamente l'amministrazione controllante. Questa è una lettura. Come, attenzione, richiamo questo punto, nel caso, non l'avevo citato, come nel caso dell'assegnazione a mansioni di fatto del comma 5 dell'articolo 52, lì la norma riconosce il diritto alla giusta, diciamo, retribuzione di cui all'articolo 36. Però sostanzialmente il nostro dirigente che ha disposto quell'assegnazione
risponde personalmente del maggiore onere conseguente se agito con dolo col pagare. Quindi l'unico modo per il dirigente per difendersi è quello di rientrare in quella seconda ipotesi che avevo messo in evidenza, che era quella di una sostanziale svolgimento di mansioni superiori senza una assegnazione da parte del dirigente, cioè a causa quindi di quello che accade purtroppo spesso, quello che accade spesso in molte amministrazioni, enti locali soprattutto, dove a causa del disordine organizzativo si ritrovano ovviamente lavoratori che svolgono mansioni anche superiori senza alcun provvedimento formale di assegnazione. Questo è. Io mi pare che sono arrivato a un timing adeguato e penso di aver svolto, diciamo, almeno nei punti, il tema, e vi ringrazio. Sono io che ti ringrazio perché sei partito da Giolitti, forse anche prima, e poi dopo sei arrivato a dicembre 2022 e non solo con le partecipate, e quindi no, veramente, veramente, veramente grazie. La creazione rimane la stessa, forse la tua terra è un po' il Gattopardo, no? Nel senso che sempre la storia è sempre quella che si ripete. Ed è emerso quello che anche la collega Riccardi ha detto anche in maniera mirabile in apertura, cioè la tensione tra regime privatistico e interesse pubblico. Tu hai citato anche la Sant'Antona, questo, come dire, è il vero problema. Poi dopo in chiusura, insomma, se c'è tempo, dirò anche due impressioni su quello che tu giustamente hai indicato. Dicendo, non è tema mio, però l'hai detto giustamente, cioè tutta la questione delle progressioni di carriera contrattuali, perché lì mi viene, io ho questo retto pensiero, penso male, faccio peccato, però insomma, cioè che tutte queste progressioni cosa portano poi? Portano di fatto non tanto a formalizzare quelle che sono mansioni superiori che di fatto svolgevi, ma a creare, con questo non voglio togliere spazio alla collega Garofalo, cioè a sovrinquadrare personale, che in realtà continua a fare quello che faceva prima e quindi a porre un problema di dimensionamento. E questo è quello che nella prassi tendenzialmente può accadere. E con l'attenzione sempre al tema organizzativo, che è un tema di costi, ma non un tema soltanto di costi. C'è un tema che la macchina deve continuare a girare. Ma adesso mi fermo e con enorme piacere c'è la parola alla professoressa Carmela Garofalo che ci parlerà invece dell'altra parte della questione di fatto, ugualmente densa di questioni e di temi. Carmela, grazie, a te la parola. Buonasera a tutti, sono io a ringraziare voi per questo invito e questa partecipazione. Entro subito a parlare del tema che mi è stato assegnato, perché ora ci occuperemo, come è stato anticipato dal professor Boscati, dell'ipotesi opposta rispetto a quella che ha appena illustrato il professor Bellavista, ovvero il caso in cui al dipendente pubblico vengano assegnate mansioni inferiori rispetto a quelle di inquadramento. Quindi parleremo di demansionamento e incidenter tantum dovremo parlare anche della mobilità orizzontale, cioè di mansioni equivalenti, perché da lì dobbiamo partire per comprendere quando c'è un demansionamento, e dobbiamo anticipare subito, anzi lo anticipo già in linea di principio, che nel pubblico impiego, come anche nel privato, seppur poi dopo l'intervento del Job Act nel 2015 ci sono state delle aperture in questo senso, anche nel settore pubblico la fattispecie di demansionamento, una fattispecie allo stato vietato, ma vedremo anche qual è il margine di questo divieto. Preliminare alla disamina di cui ci stiamo occupando è la questione relativa alla individuazione della normativa sullo ius variandi applicabile nel settore pubblico, cioè se gli articoli del testo unico del pubblico impiego contengano in via esclusiva le regole da applicare in caso di mutamento di mansioni, ovvero se accanto ad essi concorre la disciplina generale prevista per i dipendenti privati, e nello specifico la normativa codicistica dettata dall'articolo 2103 del Codice Civile. L'interrogativo relativo all'eventuale applicazione della disciplina del lavoro privato come prevista dal Codice Civile o dalla legislazione speciale sembra
essere risolta proprio dal dato legale contenuto nel testo unico del pubblico impiego, in questi termini, cioè si applica in via prioritaria la normativa del testo unico sul pubblico impiego quale legge speciale rispetto a quella contenuta nella disciplina dell'impiego privato, parimenti applicabile in virtù di un'estensione espressa delineata nell'articolo 2 del testo unico, in quanto non incompatibile con la normativa del settore pubblico e sempre nelle materie oggetto di privatizzazione e contrattualizzazione, vale a dire negli ambiti in cui anche ha competenza la contrattazione collettiva, che può intervenire ad introdurre regole differenti senza possibilità invece all'autonomia individuale di contribuire a regolare un rapporto eteronomo sigillato da divieti di patti contrari, nulli oppure sostituiti di diritto dalla norma inderogabile. E questo è l'assetto delle fonti che emerge dall'esegesi delle norme dettate dal testo unico, l'applicazione della tradizionale normativa inderogabile del testo unico e della contrattazione collettiva, dove il ruolo dell'interprete sta proprio nell'individuare eventuali assenze di disposizioni direttamente contemplate dal testo unico che, lungi dal dover essere ritenuti dei vuoti normativi, sono colmate dall'autonomia sindacale, solo in ultima istanza dalle regole di lavoro del privato, in quanto sempre compatibili. Ora, il problema dell'esaustività o meno della disciplina delle mansioni contenuta nel testo unico e della possibilità anche di integrarla con il ricorso alla norma codicistica dell'articolo 2103 è stata risolta anche dalle stesse sezioni unite della Corte di Cassazione nel 2008, che hanno chiarito che in materia di pubblico impiego contrattualizzato in tema di mansioni è applicabile esclusivamente l'articolo 52 del testo unico, il quale per le esigenze di utilità del servizio pubblico e per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla qualificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità acquisita dal dipendente sino a quel momento e senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente, quindi quello che aveva già detto la professoressa Riccardi in apertura. Ovviamente si guardava all'epoca all'articolo 2103, ante riforma del 2015, che ha poi fornito per lungo tempo il prototipo a cui modellare la normativa in materia di lavoro pubblico appena privatizzato e contrattualizzato. Lo stesso articolo 2103 che nella riscrittura del 2015 è stato poi influenzato dalla disciplina, come ha anticipato il professor Boscati, introdotta per i dipendenti pubblici proprio per quanto riguarda la nozione di equivalenza formale delle mansioni, su cui torneremo più avanti. Quindi possiamo dire, concludendo questa prima parte, che l'articolo 52 del testo unico disciplina completamente lo ius variandi nel pubblico impiego e ciò comporta la prevalenza di quest'ultimo articolo rispetto alle disposizioni codicistiche. Ora, delineate le fonti che regolano la materia delle mansioni, per poter parlare di demansionamento nel pubblico impiego è necessario dare conto anche brevemente dell'evoluzione normativa sul tema, perché guardando proprio all'evoluzione normativa deve evidenziarsi che nella previgente disciplina del 1957 si stabiliva in linea di principio che i dipendenti dovevano essere adibiti a mansioni riferibili alla loro qualifica, ma che l'amministrazione poteva anche destinarli temporaneamente a mansioni riferibili ad altra qualifica della stessa carriera, in presenza di specifiche esigenze di servizio. L'attribuzione quindi di mansioni inferiori, in quanto eccezionale, doveva avere una durata temporanea, non poteva mai alterare lo status giuridico e il trattamento economico dell'impiegato e doveva essere motivata in ordine alle esigenze oggettive che ne avevano imposto l'adozione, al fine proprio di consentire poi il controllo giudiziario. La legge 421 del 92, nell'impostare nell'articolo 2 la riforma del pubblico impiego, ha fissato poi una serie di criteri cui il governo si sarebbe dovuto attenere, tra cui proprio la previsione di una disciplina delle mansioni che derogasse l'articolo 2103. In particolare, nella lettera V dell'articolo 2 del provvedimento di delega si stabiliva che in presenza di inderogabili esigenze funzionali, il personale appartenente alle qualifiche funzionali potesse essere utilizzato occasionalmente con criteri di flessibilità per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore.
Tale principio di delega è stato poi recepito dall'articolo 56 del decreto legislativo 29 del 93, secondo cui il lavoratore pubblico doveva essere innanzitutto adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, anche se questo principio veniva reso più elastico sotto diversi profili. Infatti veniva ammessa una limitata mobilità verticale tanto verso l'alto ma quanto anche verso il basso, purché limitata nel tempo nel contenuto delle mansioni, perché lo svolgimento di mansioni inferiori veniva consentito anche qui solo occasionalmente su richiesta del dirigente dell'unità organizzativa e se possibile nel rispetto dei criteri di rotazione senza alcuna variazione del trattamento economico. Tale normativa non è entrata mai in vigore a causa di una serie di rinvii, finché poi sono intervenute le modifiche nel 1998 che hanno riformulato poi l'articolo 56 e hanno eliminato la possibilità che al dipendente pubblico si potessero assegnare temporaneamente mansioni inferiori. Tale poi innovazioni sono state assemblate in un'unica norma corrispondente all'articolo 52 del testo unico, il quale specifica in primo luogo quali sono i diritti che il lavoratore pubblico ha in ordine alle mansioni da svolgere e quindi quali sono le mansioni che il datore di lavoro può esigere dal lavoratore pubblico. L'originaria disposizione disciplinava quindi in maniera dettagliata tutte le mansioni esigibili, individuandole nel primo comma in quelle per le quali il prestatore è stato assunto o quelle considerate equivalenti. E proprio con riferimento a quest'ultima disposizione, l'originaria formulazione dell'articolo 52 faceva riferimento alle mansioni nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, oppure quella corrispondente alla qualifica superiore formalmente conseguita. Con la riforma Brunetta, come è stato già anticipato, l'articolo 52 è stato modificato proprio in questo riferimento e quindi è stato sostituito il riferimento alla classificazione professionale prevista dai contratti collettivi con le mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento, senza alcun richiamo alla contrattazione collettiva. Ovviamente l'assenza nell'articolo 52 di una previsione, come nel passato, che legittimi il datore di lavoro pubblico ad adibire il dipendente, seppur entro i limiti previsti, a mansioni inferiori, ha fatto sorgere il dubbio se attualmente sussista un divieto assoluto di attribuire al dipendente pubblico mansioni inferiori e se nel vuoto normativo lasciato proprio dall'articolo 52 si potessero estendere anche ai datori di lavoro privati i nuovi spazi riconosciuti al demansionamento nel settore privato dall'articolo 2103 ritrascritto nel 2015. Vi sono stati autori infatti che hanno sostenuto come la nuova disposizione codicistica è applicabile al lavoro pubblico parzialmente e nelle ipotesi non direttamente regolate dal testo unico, vale a dire proprio nei casi di demansionamento. Infatti, secondo questo orientamento sono ammissibili anche nel settore pubblico i patti di dequalificazione, mancando ora un espresso divieto nell'articolo 52, oltre che tutti gli atti unilaterali con i quali l'amministrazione adibisca il dipendente a mansioni inferiori alla qualifica da lui rivestita, tanto in forza di un rinvio mobile all'articolo 2103 del Codice Civile. Questo orientamento si presta a qualche critica. Infatti, se è vero che l'impianto sistematico del testo unico in materia di pubblico impiego prevede l'applicazione della disciplina dettata in via generale dal Codice Civile o dalla legislazione speciale, col vincolo della compatibilità, il rinvio alla normativa generale non può trovare posto quando la regolazione della fattispecie oggetto di indagine è direttamente contenuta in una norma di legge ad hoc. Cioè si intende sottolineare che non si può ritenere che nell'articolo 52 sia presente la sola disciplina speciale sulle mansioni superiori, oltre che quella sulla mobilità orizzontale, risultando invece assente quella sulla divisione a mansioni inferiori, in quanto a ben vedere la disposizione nel comma 1 dell'articolo 52 che statuisce come l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, pare essere inequivocabilmente volta ad affermare come, oltre a non aver alcun rilievo promozionale lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, alcun rilievo giuridico può attribuirsi al fatto che un dipendente venga adibito a mansioni parimenti esulanti dal suo profilo professionale, siccome rientranti nella categoria inferiore.
Quindi la disposizione diciamo che è dettata testualmente in materia di mansioni dal comma 1 dell'articolo 52, andando a canalizzare lo ius variandi verso l'equivalenza formale, inibisce di fatto al datore di lavoro pubblico di adibire il dipendente anche a mansioni inferiori, in quanto non corrispondenti alla qualifica di appartenenza. Né tantomeno sembra possibile utilizzare la tecnica del rinvio mobile all'articolo 2103 quale strumento per eliminare un divieto di portata generale, cioè la regola iuris che ogni patto contrario è nullo, che non è espressamente richiamata nell'articolo 52, ma che non necessita di una riaffermazione nell'articolo 52 e che soltanto il legislatore con un intervento diretto può legittimare, come è accaduto infatti nell'articolo 2103 dopo l'intervento del 2015. Si vuole dire quindi, in altri termini, che non si condivide l'orientamento di cui abbiamo detto prima e che si ritiene inammissibile nel lavoro pubblico l'estensione delle ipotesi di demansionamento previste nel settore privato dal nuovo articolo 2103. Così come si deve considerare sempre vietata nel settore pubblico l'ipotesi del totale svuotamento di mansioni, ma su cui torneremo un attimo più tardi. Ora, chiarita la cornice normativa entro cui ci stiamo muovendo, sono due gli interrogativi a cui dobbiamo fornire una risposta. Quando nel pubblico impiego c'è un demansionamento, viene integrato un demansionamento, e quando la addizione a mansioni inferiori è considerata illegittima e consente al lavoratore di poter agire per ottenere l'eventuale risarcimento del danno da demansionamento. E per rispondere a questi due quesiti ho suddiviso il tema in due parti: il demansionamento che possiamo definire patologico e il demansionamento che possiamo definire fisiologico. Per prima cosa è opportuno iniziare da quello patologico, cioè quando c'è un demansionamento patologico nel settore pubblico. Per comprendere quando si ha un demansionamento patologico è necessario però delimitare il perimetro di esigibilità delle mansioni del dipendente pubblico delineato proprio dall'articolo 52. E qui ovviamente ripeterò alcune cose che sono state già dette dai professori nel prevedere al primo comma che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto. L'articolo 52 dedicato proprio alla disciplina delle mansioni, con questo primo comma ribadisce la fonte contrattuale del rapporto e contestualmente priva il contratto individuale di qualsiasi portata regolativa, che è riservata invece al tradizionale concorso tra la legge e il contratto collettivo. Tuttavia è remota l'ipotesi che al lavoratore nel corso del rapporto vengano chieste solo le mansioni per le quali è stato assunto, potendo il datore di lavoro nell'esercizio del suo potere direttivo mutare le mansioni all'interno dell'area di inquadramento. E quindi è necessario individuare i limiti di questo ius variandi nel settore pubblico e per fare ciò risulta fondamentale comprendere la portata della seconda parte del comma 1 dell'articolo 52, dove testualmente viene statuito che oltre alle mansioni di assunzione l'addizione può avvenire anche con riferimento alle mansioni equivalenti nell'area di inquadramento. Nel lavoro pubblico, infatti, seppur con alcune modifiche di rilievo, già nella vigenza dell'articolo 56 del 1993, il parametro per identificare il pari valore delle mansioni era svincolato dalla considerazione della professionalità acquisita dal lavoratore ed affidato al sistema di inquadramento professionale dei contratti collettivi di comparto. L'introduzione poi dell'articolo 52 del testo unico, sia prima che dopo le modifiche del decreto Brunetta nel 2009, hanno poi consentito definitivamente di rapportare l'equivalenza delle mansioni a tutte le prestazioni esigibili in via negoziale perché rientranti nell'area di inquadramento del lavoratore. Questa è la nozione di equivalenza formale, che oggi consente una tendenziale omogeneità all'osmosi di cui parlava il professor Bellavista tra il settore pubblico e il settore privato. Ovviamente in quest'ultimo caso dopo il 2015. In entrambi infatti gli ordinamenti il legislatore ha scommesso sulla capacità delle parti sociali di incasellare le diverse professionalità in modo coerente con le trasformazioni degli assetti organizzativi. Infatti sia l'attuale 2103 del Codice Civile che il nuovo articolo, dopo la riforma Brunetta 52 del testo unico, effettuano un rinvio implicito al contratto collettivo, individuando quindi nel sistema di classificazione professionale la comune fonte parametro per la determinazione dell'ambito entro cui è consentito modificare l'oggetto del contratto di lavoro. È quindi chiaro che la disciplina dell'equivalenza delle mansioni nel lavoro pubblico, ora anche in quello privato,
attribuendo un ruolo determinante all'autonomia collettiva, vera e propria fonte di integrazione della nozione legale, restituisce una nozione di equivalenza aderente al solo dato oggettivo, che è quello previsto dal contratto collettivo, senza che alcun rilievo possa attribuirsi alla professionalità soggettiva del dipendente pubblico. Anzi, si può dire che nel settore pubblico il pubblico impiego non ha mai conosciuto l'ulteriore limite dell'equivalenza professionale che invece abbiamo conosciuto nel settore privato con l'articolo 2103 ante novella del 2015. E questa posizione è ampiamente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, che aderisce da tempo a questa concezione meramente formale della professionalità, cioè che attribuisce ai rapporti di e-coordinazione dei sistemi di classificazione dei dipendenti una valenza prescrittiva e quindi sostanzialmente insindacabile. Infatti il valore della professionalità viene considerato recessivo rispetto agli assetti dell'organizzazione amministrativa, atteso, si dice in questa giurisprudenza, che tale concetto, necessariamente soggettivo, mal si concilia con le esigenze di certezza e di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua di quello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico. È bene però precisare che siffatto indirizzo interpretativo è maturato sotto il vigore della formulazione dell'articolo 52 antecedente al decreto Brunetta. Infatti prima di tale intervento la disposizione, come abbiamo visto, faceva riferimento espresso ai contratti collettivi e quindi l'approccio formalistico seguito dalla Corte di Cassazione appare giustificato da questo enunciato normativo che, sebbene non del tutto univoco, sembrava rimettere la determinazione dei rapporti di equivalenza alle considerazioni delle parti sociali. Il punto è che abbiamo visto che l'attuale articolo 52 non fa più questo riferimento ai contratti collettivi, infatti si fa riferimento all'area di inquadramento, quindi mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento. Quindi in sostanza il contratto collettivo comunque continua ad operare come parametro di misurazione dello ius variandi orizzontale, ma la discontinuità rispetto al passato è netta, essendo stato proprio eliminato l'indice testuale che autorizzava a ritenere insindacabile l'apprezzamento soggettivo delle parti sociali. Questo passaggio non è stato minimamente colto dalla giurisprudenza, che è rimasta del tutto insensibile a questo passaggio testuale della norma, e infatti ancora oggi la Corte di Cassazione afferma, sempre al fine di stabilire quando le mansioni possono ritenersi equivalenti nel settore pubblico, che bisogna tener conto sempre della classificazione prevista dalla contrattazione collettiva, e questo sia nel regime previgente al decreto Brunetta che successivamente. Non è però mancato chi ha espresso delle perplessità rispetto a questo approccio, che secondo questo orientamento è ragionevole contrapporre l'organizzazione pubblica alla tutela della professionalità, anche perché lo stesso quadro normativo negli ultimi negli sviluppi più recenti è volto proprio a valorizzare le competenze soggettive possedute dal singolo sin quando si costituisce il rapporto. E secondo sempre questo orientamento, in questi termini, l'articolo 52 deve essere all'articolo 52 deve essere data una nuova e diversa interpretazione, secondo cui rimane sempre il sindacato delle parti sociali che devono andare a individuare quindi quale fonte parametro dell'area di inquadramento e della professionalità esigibile, ma viene concesso al giudice anche la possibilità di poter sindacare, guardando anche la professionalità acquisita dal lavoratore, la possibilità di andare a verificare se le mansioni sono equivalenti. Ad ogni modo, seppur ci sono questi indirizzi, ancora oggi si applica un principio di equivalenza formale, quindi la giurisprudenza ancora si attesta sul principio dell'equivalenza formale. E quindi, ritornando al tema del demansionamento, dopo aver visto qual è il perimetro di esigibilità delle mansioni, e per comprendere quando si è di fronte a un demansionamento, il punto di partenza è dato dalla verifica dell'area di inquadramento e della fascia di appartenenza. Quindi il pubblico dipendente, per verificare se sia stato demansionato, dovrà confrontare le mansioni relative all'area professionale di appartenenza con le mansioni di fatto svolte. Se il pubblico dipendente viene adibito a mansioni inferiori ma che rientrino nell'area professionale di appartenenza, anche se costretto ad effettuare delle attività lavorative di minor pregio rispetto a quelle precedentemente assegnate, non può ritenersi demansionato.
Se invece quindi si verificherà un'ipotesi di demansionamento qualora il lavoratore venga adibito a mansioni che rientrino in area professionale inferiori oppure sia operato nei suoi confronti, diciamo, la fattispecie più grave, che è quello dello svuotamento totale o parziale delle sue mansioni, quindi la totale inattività. Ora, chiarito questo aspetto, possiamo porci anche un'altra domanda: è sufficiente per il dipendente pubblico che diciamo, svolgere solo occasionalmente delle mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento per poter ritenersi demansionato? La risposta è negativa. Infatti, come ha già anticipato il professor Bellavista, in linea generale nell'ambito dell'area del debito contrattuale del dipendente pubblico sono da ritenersi esigibili anche i compiti marginali, occasionali, temporanei ed accessori rispetto alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, che abbiano una mera incidenza complementare, strumentale e accessoria e connessa alla mansione principale. Se questo è il principio generale, quindi al lavoratore può essere chiesto di svolgere in via non prevalente e per un tempo limitato alcune attività ascrivibili ad un inquadramento inferiore, le cosiddette mansioni accessorie. In merito infatti alle mansioni accessorie, l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sull'articolo 2103 circa l'esatta determinazione della nozione di mansione inferiore e di quella di demansionamento è stata estesa anche a proposito dell'articolo 52 del testo unico. Badate bene, in questo caso non è in questione la possibile integrazione della disciplina delle mansioni contenuta nell'articolo 52 con quella codicistica, che come abbiamo già detto è stata ampiamente risolta in senso negativo, ma in questi casi si deve guardare l'esatta determinazione del contenuto delle mansioni esigibili, che per la parte di cui ci stiamo occupando è indicata in termini analoghi in entrambi gli enunciati normativi di riferimento. Infatti la giurisprudenza formatasi sull'articolo 2103 legittima l'assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori allorquando le stesse abbiano carattere accessorio allo svolgimento dell'obbligazione principale che ha legittimamente assunto al momento dell'assunzione. Quindi il principio è stato poi enunciato con diverse declinazioni, quindi in alcuni casi è stato affermato che le mansioni inferiori, oltre a essere marginali ed accessorie rispetto a quelle di assegnazione, non devono rientrare nella competenza specifica di altri lavoratori con professionalità meno elevata. In altre pronunce, sempre in caso di mansioni marginali, si è richiesta semplicemente la sussistenza di specifiche ed obiettive esigenze aziendali di flessibilità o più genericamente di motivate esigenze aziendali. In questo caso, quindi, il lavoratore non può sottrarsi allo svolgimento di queste mansioni accessorie anche se considerate inferiori. Ora, questi principi sono stati estesi anche al lavoro pubblico contrattualizzato, nonostante la diversità delle discipline di riferimento, per sostenere l'esigibilità da parte del datore di lavoro pubblico di attività corrispondenti a mansioni inferiori quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ad esigenze organizzative e di efficienza e di economicità, ovvero di sicurezza, però con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, il cui onere ovviamente di dimostrazione è in capo al lavoratore stesso. Quindi pertanto nel pubblico impiego contrattualizzato il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione a condizione che sia garantito al lavoratore stesso lo svolgimento in misura prevalente e assorbente delle mansioni proprie della categoria di appartenenza e che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e infine che ricorrono obiettive esigenza organizzativa e di sicurezza del datore di lavoro pubblico. E qui mi riaggancio a sempre la giurisprudenza che ha decretato un influente che la pubblica amministrazione nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa non abbia provveduto all'integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, per esempio per esigenze di finanza pubblica, venendo qui in rilievo il dovere di leale collaborazione del lavoratore, non solo in attuazione dei principi di correttezza e buona fede, ma anche dell'obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l'interesse pubblico sotteso all'esercizio della loro attività. Così, sempre di matrice giurisprudenziale, quindi sempre la giurisprudenza, è escluso che la mancata conferma o la revoca anticipata dell'incarico di responsabilità di posizioni organizzative comporti un demansionamento del dipendente.
Quindi in questi incarichi di responsabilità delle cosiddette posizioni organizzative si dice, previste dalla contrattazione collettiva, non ineriscono direttamente all'inquadramento professionale. Trattasi infatti di incarichi temporanei retribuiti con una specifica retribuzione di posizione e di risultato, assegnati con atto scritto e motivato da parte dei dirigenti con la capacità del privato datore di lavoro e dipendenti inquadrati nell'area o nella categoria apicale. Quindi tali incarichi possono essere rinnovati, ma il dipendente già incaricato di posizione organizzativa non ha alcun diritto al termine dell'incarico ad essere confermato nella posizione, e anche nel caso in cui abbia avuto una valutazione positiva. E quindi questi incarichi possono anche essere revocati anticipatamente prima della scadenza in relazione agli intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. La revoca della posizione organizzativa è quindi del tutto estranea all'ambito di applicazione dell'articolo 52 del testo unico e quindi non integra un demansionamento. Il lavoratore viene riassegnato al termine ai compiti di categoria di inquadramento e alle funzioni del profilo di appartenenza con il relativo trattamento economico. Vi sono poi delle specifiche ipotesi a cui la giurisprudenza dove la giurisprudenza è comunque giunta a dichiarare il demansionamento illegittimo, però per altra via. E qua richiamo sempre anche qui il caso della sanità, in particolare dei dirigenti medici. Nel caso dei dirigenti medici, la giurisprudenza, anche con un recente intervento, cioè con una sentenza, la indico pure io, la 12.623 del 2022, ha fatto un ragionamento, ha dato una soluzione per ottenere il demansionamento che in certo qual modo sembra recuperare comunque il requisito della professionalità del dirigente medico. In particolare si parla in questa giurisprudenza dei chirurghi. Infatti si dice che in questi casi il dirigente medico non ha un diritto soggettivo ad effettuare interventi che siano qualitativamente e quantitativamente costanti nel tempo, sicché lo stesso non può opporsi né a scelte aziendali che siano finalizzate a tutelare gli interessi collettivi, né alle direttive del responsabile della struttura che perseguono l'obiettivo di garantire l'efficienza e la qualità del servizio da assicurare al paziente. Però la giurisprudenza, questa sentenza, è arrivata a dichiarare comunque il demansionamento in forza, producendo un altro elemento di valutazione, che è quello della correttezza e buona fede. Cioè è stato sostenuto che innanzitutto deve essere garantito al dirigente di svolgere un'attività che sia correlata alla professionalità posseduta, sicché il dirigente stesso non può essere posto in una condizione di sostanziale inattività né assegnato a funzioni che richiedono un bagaglio di conoscenze specialistiche diverso da quello posseduto. Inoltre, poiché il datore di lavoro è tenuto a rispetto proprio di questi principi di correttezza e buona fede, l'esercizio di questo diritto deve tener conto sì delle esigenze superiori di tutela del paziente, quindi del cittadino e quindi del paziente, ma non può essere ispirato l'esercizio di questo diritto a finalità vessatorie, né può causare un danno sproporzionato e ingiustificato alla controparte, al fine quindi di conseguire dei risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali il diritto medesimo è stato attribuito. Quindi la soluzione proposta dalla Suprema Corte è che non si deve fare riferimento all'equivalenza delle mansioni operate dalla contrattazione collettiva, né tout court alla professionalità acquisita dal dipendente, ma ai canoni di correttezza e buona fede. Quindi ogni variazione di mansione affidata non può avere l'effetto di mortificare la professionalità posseduta dal dipendente se queste nuove mansioni richiedono un bagaglio di conoscenze specialistiche diverso da quello posseduto fino ad allora. Se questo è il lato patologico del demansionamento, utilizzo questi ultimi 5 minuti per indicare il demansionamento fisiologico, cioè quello previsto dalla legge. Cioè ci sono dei casi previsti dallo stesso legislatore a monte dove è consentito il demansionamento. Ovviamente vado veloce. La prima ipotesi è quella che abbiamo anche nel settore privato, si applica l'articolo 7 del testo unico sulla maternità, un'applicazione bidirezionale e quindi si fa divieto di adibire la donna in gravidanza a lavori faticosi e insalubri e per tutto quel periodo fino a 7 mesi di vita del figlio si consente al datore di lavoro anche pubblico, quindi ovviamente, di poter demansionare la lavoratrice mantenendo il trattamento retributivo. La seconda ipotesi
Anche questa la troviamo nel settore privato, è quella che tutela l'integrità psicofisica dei disabili dopo l'assunzione, cioè quella prevista dall'articolo 4,4 della legge 68 del 99, che appunto consente di poter demansionare il lavoratore divenuto inabile per infortunio o malattia nel corso del rapporto di lavoro, sempre mantenendo il trattamento retributivo. Però nel settore pubblico vi è una declinazione che ha un connotato di specialità di questa previsione, che troviamo nell'articolo 55 Opties del testo unico, che è stato introdotto nel 2009 e che prevede infatti che a fronte dell'accertata inidoneità psicofisica del dipendente, l'amministrazione possa, se l'inidoneità però risulta non assoluta ma relativa, quindi c'è un residuo di capacità di svolgere un'attività lavorativa, poter adibire il lavoratore anche a mansioni inferiori che non sono irreversibili, perché il dipendente avrà comunque diritto a rientrare nelle sue mansioni, e dove questo non accade verrà collocato in soprannumero, e qualora il riassorbimento del dipendente non sia possibile verrà applicata la procedura prevista dall'articolo 33 del testo unico. E proprio in questa procedura, nella procedura di disponibilità, troviamo la terza ipotesi di demansionamento ex lege, possiamo definirlo. Infatti nel collocamento in disponibilità abbiamo tutta una disciplina sulla procedura, su cui non possiamo ovviamente in questa sede non possiamo approfondire, però diciamo che la messa in disponibilità dei dipendenti pubblici dura 24 mesi ed è consentito nei 6 mesi che precedono i 24 mesi al personale collocato in disponibilità di chiedere di essere demansionati, e ciò testualmente al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. Infatti viene eufemisticamente chiamata istanza di ricollocazione nell'ambito dei posti vacanti in organico anche in qualifiche inferiori. Se l'istanza viene accolta, la ricollocazione, che poi è un demansionamento, comunque deve attendere per divenire operativa il 30° giorno precedente la scadenza dei menzionati 24 mesi. Ora, le ultime battute sullo svuotamento di mansioni a cui abbiamo più volte accennato. Infatti dobbiamo però dire che se abbiamo visto che nel caso dello ius variandi il giudice ha un potere, possiamo definire notarile, una funzione notarile, deve verificare la corrispondenza delle mansioni all'inquadramento, però il giudice può anche intervenire di fronte ad assegnazione, di fronte a provvedimenti di assegnazione di compiti solo formalmente equivalenti, ma che in realtà sono tesi a svuotare le mansioni del dipendente. Però bisogna subito dire che il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, e quindi il caso in cui più grave, in cui c'è una forzata inattività del dipendente, fuoriesce dalla problematica dell'equivalenza delle mansioni, perché configura un'ipotesi più grave, dove non si ravvisa neanche il demansionamento, perché non si può fare nemmeno una verifica di equivalenza, in quanto non c'è il termine di comparazione, cioè le mansioni che il lavoratore svolge, perché non ne svolge nessuna. E però ovviamente in queste situazioni il ragionamento diventa più articolato, perché attiene più investe profili patologici del rapporto di lavoro, perché può essere collegato anche a fenomeni di mobbing o addirittura anche di straining, che sono la nuova forma attenuata di mobbing, dove soltanto un'azione, tra cui può essere una forzata inattività o anche un demansionamento, ha come conseguenza, come effetto negativo, una situazione stressante che produce un danno psicofisico al lavoratore, comunque risarcibile secondo gli schemi del danno patrimoniale e non patrimoniale. Per quanto riguarda il danno da demansionamento, non ho il tempo qui di analizzarlo, però il 10 maggio c'è un altro incontro dei CLIP sulla tutela della professionalità, e sicuramente in quell'occasione si approfondirà il tema del danno da demansionamento e la professionalità, che qui non ho modo e tempo di parlarne. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie anche alla professoressa Garofalo, che ha chiuso in bellezza, nel senso che ha affrontato, poi in realtà non voleva spoilerare il 10 maggio, per quello si è fermata prima, perché nel pomeriggio di oggi è emerso come un tema, l'abbiamo detto all'inizio,
apparentemente di nicchia, l'esercizio di fatto di mansioni in realtà pone tantissime questioni e quindi ancora una volta merito da Srazzilli di aver individuato questo tema, dove io ho semplicemente formalizzato il fatto che secondo me era oltremodo ragionevole. Io francamente ho molto poco da aggiungere, da chiosare, se non alcune, come dire, osservazioni, ma voglio dire, di estremo contorno, come direbbe qualcuno, giusto per darmi un ruolo, non perché ci sia nulla da aggiungere. Allora, il primo aspetto, mansioni superiori, di fatto, è una cosa, mi rendo conto anche di scarso inquadramento teorico, ma è molto, come dire, molto pratica. C'è questo tema delle differenze di trattamento economico, la natura di queste somme è risarcitoria non retributiva, e il fatto che lo svolgimento di fatto non viene formalizzato e quindi, la dico in maniera semplificata, non mi può valere come titolo in caso di concorsi come punteggio aggiuntivo. E quindi questo mi verrebbe da dire che nel momento in cui io dovessi far causa per mansioni superiori, nel risarcimento chiedo anche un quantum a titolo di hanno di chance ovviamente da provare in relazione a questo profilo e quella che può essere l'incidenza pensionistica che può avere la natura risarcitoria non retributiva di questo emolumento. Ma così, voglio dire, a livello e l'altra cosa che quando facevo l'avvocato mi capitò di fare era anche quella di dire la differenza col privato è che tu hai diritto alle differenze retributive soltanto nei giorni in cui provi di aver svolto mansioni superiori, non essendoci un inquadramento automatico, se tu smetti per qualche giorno a settimana non svolgi mansioni superiori, non hai diritto alle differenze. Diciamo che serviva più per far paura controparte, ma in realtà la Cassazione oggi ha chiuso, nel senso che ha detto e ha applicato i principi del privato. Altro aspetto delle mansioni superiori, e questo è un vecchio ricordo che riguarda i 110 enti locali incarichi dirigenziali fuori dotazione organica. In questo caso era la mia parte era opposta, cioè avevo il dirigente e l'obiezione fu: non puoi provare lo svolgimento di mansioni superiori dirigenziali perché non c'è il posto in dotazione organica. E quindi essendo il posto non lo puoi provare. E questo è l'altro grande tema che si lega a quella giurisprudenza in cui dice che lo svolgimento di mansioni dirigenziali lo puoi provare nella misura in cui ci sia un ufficio dirigenziale, perché se non c'è vuol dire puoi aver tutto il bene del mondo, ma non puoi richiedere l'accertamento di aver svolto di fatto mansioni dirigenziali. Una nota sulla dirigenza medica, cioè Carmela Garofalo ci ha ricordato questa pronuncia del tema della professionalità in concreto. Non entriamo su 52,1 perché già ai tempi il primo testo, credo fosse Alleva, parlava di valutazione di fatto sulla base in quanto equivalenti, ma semplicemente segnalo questo. Lo zelo lo zelo anche condiviso, non entro nel merito, ma lo zelo nel dire devi valutare la professionalità in concreto per dire c'è demansionamento, poi quando si trova di fronte ai facenti funzioni primariali che durano ben oltre i 12 mesi previsti, allora lì la Cassazione si ferma e dice c'è una previsione contrattuale che dice tu semplicemente hai diritto a quel compensino, il fatto che tu di fatto svolga mansioni di primario oltre 12 mesi, che sono mansioni di fatto a quel punto, perché quello è, no, quello non ti ha diritto a nulla di più. E allora anche qui voglio chiedere il tema professionalità come gioca. Perché gioca in un caso nel senso di ottenere il risarcimento del danno se demansionato, ma se sono mansioni superiori perché non ho diritto al galleggiamento, dato che di fatto c'è questo aspetto organizzativo? Cioè questa è un'altra questione non banale, ma su cui, tranne a memoria la sentenza di Cassazione in segno contrario, tutte le altre sentenze dicono invece che semplicemente hai diritto a questo emolumento previsto dal contratto collettivo nazionale. Poi c'è l'ultima cosa che voglio dire, il tema dello svuotamento di mansioni. Questo giustamente prima Carmela Garofalo diceva attenzione perché lo svuotamento di mansioni può essere difficile da provare, e in secondo luogo è di regola legato, e semplifico anche qui, perdonatemi, a comportamenti di mobbing constraining, cioè nel senso che fa parte di un comportamento
Ma molte volte questo, diciamo, questo svuotamento di mansioni è anche l'effetto, e questo lo richiamava Angelica Riccardi all'inizio, quando parlava del ruolo datoriale, lo svuotamento è l'effetto di un dirigente che in maniera non adeguata svolge il proprio compito, cioè tollera certi comportamenti. E se io e il collega Bellavista siamo colleghi, lavoriamo insieme, dove il collega Bellavista ovviamente lavora per due e io non lavoro, e a un certo punto il dirigente tollera questo fatto e dice Bellavista è bravo, Moscati, come dire, è un po', usiamo un francese, un po' fancazzista e quindi non lo facciamo lavorare, però Moscati dopo un po' si stanca di non lavorare, perché le colleghe Zilli, Riccardi, Garofano non lo invitano a prendere il caffè e lui ha un grande turbamento di questo. E cosa succede? Succede che fa causa dicendo ma io sono rimasto inattivo e purtroppo la verità processuale è quella con cui verrà chiesto al nostro dirigente di dimostrare che cosa ha dato da fare a Bellavista e a Boscati. E risulterà che Bellavista ha tante cose da fare, Boscati niente. E cosa succede? Succede che Boscati molto probabilmente avrà vinto la causa. Avrà vinto la causa con un tema anche di erariale in capo al dirigente che ha lasciato Boscati inattivo. Adesso semplificato, perdonatemi, cioè per dire che cosa, per tornare al punto di partenza, che molte volte, o il più delle volte, è un tema organizzativo in qualche misura ribaltato. Perché, e questa credo che sia la cosa detta in apertura e ribadita da tutti, c'è il principio formale, quello che il mio maestro nel bellissimo Commedio di Palermo, ricordato dalla collega Bellavista, ha chiamato la ineffettività, ma in realtà l'ineffettività, lo ribaltiamo, è la prevalenza del concetto formale rispetto a quello sostanziale, sul fatto che c'è un rapporto che deve sottostare alle regole dell'organizzazione e credo che questo sia un aspetto, come dire, ragionevole. E dopodiché, e veramente chiudo, in sottotraccia, Angelica detto all'inizio, ma anche Alessandro Bellavista che l'hanno detto, c'è il tema della fuga dal concorso. Questa è l'altra questione. C'è una fuga dal concorso per quanto riguarda le assunzioni e le promozioni, questo è. Ecco, sarebbe interessante cercare di approfondire come questa fuga del concorso si lega sistematicamente al fatto che invece sul piano dell'inquadramento, o meglio dello svolgimento di mansioni superiori in particolare, rimaniamo ancorati a un elemento formale. Perché no? E mi autodenuncio anche dove voglio arrivare. Cioè io credo che sia corretto il rigore formale nelle mansioni superiori. Credo che questo rigore formale, che è anche sostanziale, andrebbe recuperato anche per quello che riguarda le progressioni di carriera. Perché Alessandro Bellavista è sempre garbato, ma però le norme di prima applicazione dei contratti collettivi, voglio dire, io lo ripeto in questa sede, sono qualcosa che qualche problemino me lo creano, anche perché conoscendo un po' dall'intera amministrazione posso temere che ci siano comportamenti non proprio, come dire, nel rispetto di quelle che sono le previsioni. Detto questo, e veramente mi taccio, e vi ringrazio nuovamente di cuore perché è stato anche questo pomeriggio un bellissimo pomeriggio pieno di, come dire, di contenuti e ormai questo è un rituale, più che Sanremo questo rituale, cedo la parola alla collega Zilli per quelle che lei chiama le conclusioni delle conclusioni e quindi vi ringrazio nuovamente, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato da remoto e cedo alla collega Zilli per il suo ruolo fondamentale di conclusione e conclusione. Grazie. Diciamo che quando si tratta di metterci una pietra sopra sono piuttosto efficiente, ma in questa vicenda mi ricordo, quando uno inizia a ricordarsi le cose da segni di vecchiaia però, mi ricordo una vicenda professionale carina in cui un povero sindaco si trovò a dover fare i conti con i servizi cimiteriali che aveva ancora interni all'ente. E banalmente l'operaio addetto era in malattia, il collega aveva delle limitazioni, il sindaco provò a battere cassa a tutti i colleghi dell'ente, battere cassa in questo caso forse non funziona, però provò a parlare con tutti i colleghi nell'ente e alla fine operò direttamente ai servizi cimiteriali. Questo che cosa portò? Alla immediata esternalizzazione del servizio, perché poi così si spiegano anche delle scelte della pubblica amministrazione che forse altrimenti non si comprendono.
Per lanciare il prossimo clip, che poi sono le conclusioni delle conclusioni sulle conclusioni che mi prendo sempre, riprendo uno spunto che ci ha lasciato la collega Carmela Garofalo, e cioè ricordiamoci che ci sono anche quelle posizioni che rimangono un po' più elevate delle altre. Lei ha parlato di posizioni organizzative che sono soggette alla questione delle mansioni e ai mal di pancia giudiziari e organizzativi. Su questo spunto mi aggancio per segnalare che il prossimo 15 marzo siamo a Trento a discutere anche con dei pratici e non solo, con i professori e i colleghi che sono invitati e hanno organizzato, a discutere di elevate professionalità. Ringrazio le colleghe e i colleghi e ci vediamo molto presto.